percorso ha avuto inizio con un'osservazione tramite i 5 sensi dell'ambiente e della pioggia. Ci siamo appropriati del nostro nome, l'abbiamo scritto, colorato e decorato a nostro piacimento. Abbiamo realizzato un cartellone sommativo in cui tutti i bambini hanno collaborato. I piccoli hanno usato il proprio corpo. I medi con le loro mani hanno tracciato segni verticali e orizzontali del mare e della pioggia. I grandi hanno tracciato il segno circolare ed obliquo della pozza e della pioggia. Abbiamo proseguito trasportando i segni in un formato più piccolo usando i pennarelli grossi. Sul piano orizzontale abbiamo fatto dei ghirigori con la matita. In un formato più piccolo abbiamo fatto le onde del mare. Poi le spirali che si aprono e si chiudono. Abbiamo disegnato i raggi del sole, il disegno del mare con il sole, gli uccelli, la barca, le onde del mare, le gincane con la matita, delimitando gli spazi, le onde, le colline, la coppa, i denti, le montagne russe. Nel dettato le parole sono linee, gli spazi sono le pause. In questo dettato abbiamo seguito le indicazioni topologiche della maestra. Usando la penna abbiamo creato un labirinto. Abbiamo realizzato degli algoritmi per colore o per forma. Abbiamo fatto dei pregrafismi. Fino a giungere alle lettere. Come insegnanti siamo state molto contente del lavoro svolto per la motivazione dimostrata dai bambini. Usare il friulano in questa attività è stato altamente motivante, specialmente per chi ha potuto portare i propri apporti personali. E per quelli che non lo conoscevano è stata un'occasione per mettersi alla prova con una diversa lingua.